Vorrei fare una premessa di ordine metodologico. Intanto ringrazio il 40 per questo incontro e ringrazio anche perché stanno sollecitando una partecipazione che obiettivamente finora non c'è stata da parte dell'amministrazione nei confronti né tanto dei consiglieri comunali al di là delle formalità e ancor meno da parte dei cittadini. Ho visto qui prima il mio amico Giordano, che ha avuto modo di apprezzare per la verità in un certo periodo l'attività di 40 per non si parlava della residenzialità su Venezia, poi magari le elezioni ci hanno portato lontani perché c'è un difetto in questa città che si è o da una parte o dall'altra, non siamo capaci di essere cittadini che ragionano con la propria testa. Io credo che noi qui, infatti apprezzo molto il fatto che mi hai detto, ma tu come consigliere comunale come la pensi? Cosa voti? Bravo. Cosa voto? Perché il voto è un risultato anche di conoscenza, un processo che deve essere fatto. Fare delle domande sì o no. Intanto io dico, noi oggi abbiamo un'opportunità per approfondire un tema che obiettivamente l'amministrazione non ci ha fatto neanche approfondire, né questo né quell'altro. Il primo dato politico è noi vogliamo la partecipazione. La partecipazione non c'è né nel Consiglio Comunale né con la parte dei cittadini. Questo è il primo dato obiettivo. E se tu mi fai una domanda, io sulla sublagunare come la pensi tu? Io personalmente ritengo che la sublagunare, quella che penso io, potrebbe essere una cosa molto interessante perché ci sono dei collegamenti veloci per la città. Però qual è la sublagunare che viene proposta? Quali sono i ragionamenti? Un'amministrazione seria deve dire, anche noi non parliamo in senso astratto, ma perché, scusami Camilla, tu fai parte di una maggioranza la quale ha detto alcune cose di sì, non ti ascolterà, e però tu continui a far parte di quella maggioranza. Voglio dire, com'è che noi possiamo... Non allarghiamo il dibattito. Non allarghiamo, è metodologico, perché se tu mi dici, io potrei dire qua che sono perfettamente, posso dire che sono d'accordo su tutte le cose che avete detto e anche posso non essere d'accordo su quelle cose che avete detto. Mi spiego meglio. Abbiamo parlato 10 minuti fa in commissione, no, guardate, non ricordo se... Può ancora convincerlo se qualcuno... Tanto io vi ringrazio per avermi invitato, se mi lasciate parlare io parlo, se non mi lasciate parlare, anche perché credo sia opportuno, su temi come questi non risolvere tutto in 5 minuti. Noi 5 minuti fa abbiamo terminato una commissione dove si è parlato della compartecipazione alle spese sanitarie, alle spese di assistenza del Comune di Venezia. Io ho detto che sono favorevole in linea di principio alla compartecipazione, però bisogna vedere come avviene questa compartecipazione. Voglio dire che noi rispetto a alcune questioni dobbiamo dare dei principi. Chi può essere contrario al discorso che Venezia sia dotata di servizi veloci di trasporto che consentono ai cittadini di essere inseriti in quel mondo, però bisogna vedere cosa comporta questo. E allora il vero problema è l'amministrazione comunale, perché vedi Borghello, proposte da chi è mancata la partecipazione, sappiamo proposte da chi? Proposte da chi? Da giunte di sinistra che hanno governato questa città negli ultimi 20 anni. Tutte queste cose sono state proposte da giunte di sinistra che hanno governato questi 20 anni, quindi se non lo sai tu, cosa posso sapere io? Fatta questa premessa, allora, fatta questa premessa, io ritengo... non siete come lo conoscono i 40 tanto più lo conosceranno i consiglieri comunali. Io prego, innanzitutto, come lo conoscono i 40 nei 40 ci sono delle professionalità urbanistiche che per esempio io personalmente non ho. Quando io ho parlato col collega di 40 per quanto riguarda la residenza, io posso dire una cosa molto fondamentale. Io ritengo che Venezia senza residenza sia una città che è destinata, è già morta. Non si è fatto assolutamente nulla in questi anni per la residenza. Io vorrei che nel patto si recepisse il concetto fondamentale della residenza di Venezia. Nel patto non c'è. Mi è stato detto, ma poi saranno i piani attuativi che faranno questo. Io vorrei invece che noi approfittassimo del patto per definire, per esempio, che l'Umberto I, vecchio progetto che io porto avanti da anni, inascoltato all'ultimo momento, perché magari con te, con gli altri, si sta d'accordo tutto prima della campagna elettorale, poi c'è la campagna elettorale e ci si dimentica. Io ritengo che quegli spazi devono essere messi a disposizione di chi è Venezia e veneziano e vuole non avere la casa del comune tutto gratis, ma si rimbocca le mani che la casa può anche farsela. Il patto prevede questo, dà questa possibilità. Io ho chiesto in commissione urbanistica di fare un discorso, una serata unico sul discorso della residenza. Cosa il patto prescrive per la residenza? Spero per il Presidente. No, l'avete fatto dal punto di vista normativo. Ma non è possibile che il PD, l'UDC, liste in comune hanno risposto seguendo una
una traccia e tu vada vedi, cara amica mia, io approfitto di questo ci sarà qualcosa, visto che tu non mi citi mai nel giornale, ho approfittato di oggi per fare un mio ragionamento. Se vuoi adesso io se tu fossi venuta 7 anni fa rispetto alla residenza all'università, avresti capito cosa dicevamo 7 anni fa rispetto alla di Santa Marta. Purtroppo sono passati 20 anni e non si è fatto assolutamente nulla. Allora, nuova stazione TAV in aeroporto. Io ritengo che la TAV sia un'occasione da non perdere. Abbiamo chiesto però di avere le carte di capire come viene fatta questa TAV. Io non posso essere contrario al discorso. Io credo che Venezia debba essere collegata col mondo, però ci sono delle condizioni e noi abbiamo posto come Consiglio Comunale, non ci siamo assolutamente distinti da parte di tutti i consiglieri di votare un ordine del giorno che richiamava alcune cose. Io non ho fatto in Consiglio Comunale l'opposizione per dire solo che governano loro sbagliano sempre. Governate voi, anzi non state governando, per quanto riguarda la TAV, però venite qua, mettiamoci d'accordo perché chiediamo al governo, perché io sono consigliere di Venezia, prima di essere consigliere del PDL, dell'UDC o del PD. Mi si dica per cortesia, mi si dica come, quindi in linea di massima noi non siamo contrari al discorso dei trasporti, la TAV può essere un'opportunità, ma può essere che una rovina, quindi mettiamoci d'accordo sulla TAV. deve dire la regione senza niente. Diciamo, non mi nascondo dietro il discorso noi come consiglieri comunali di Venezia diciamo, ragioniamo e spiegateci, tant'è che abbiamo fatto un ordine del giorno in questo senso. L'aumento di cubatura, a me sembra che l'aumento di cubatura, se vuoi su un discorso di carattere personale, a me sembra eccessivo, perché è vero che in alcuni casi, molti altri, questo aumento di cubatura non è consentito. Sul piano casa, già che non l'abbiamo applicato, però io dico, è necessario fare questo aumento di cubatura? La scelta di fare tutto quanto su che serve è una scelta giusta? O non possiamo attraverso il discorso del PAT valutare questa città, per esempio che su Mestre è anche separata tra Mestre e Marghera, si possono fare delle valutazioni, delle comparazioni ed essere per forza a scatola chiusa che si passa da 45 a 120 mila oppure si può anche ragionare in termini diversi. Sono considerazioni che vanno fatte all'interno della commissione, all'interno del Consiglio Comunale, qua ci potete essere di grande aiuto. A me sembrerebbe per esempio che questa del PAT è un'occasione per riqualificare e far sì che il dualismo che non c'è solo tra Venezia e Mestre, ma c'è tra Venezia, Mestre, tra Mestre e Marghera, venga in qualche maniera superato. Come? Vediamo, ragioniamo. Questa è un'opportunità che non può assolutamente essere sì o no, la domanda sì o no. La domanda sì o no non si va in nessuna parte secondo me. Certo che la filosofia del PAT ci sembra non colga questa esigenza di unificare la città. C'è, l'avete vista? Io personalmente, ma non sono un tecnico, non la vedo, vorrei discuterla meglio. E se voi mi date una mano, visto che ci sono al vostro interno anche persone che non possono sempre dire solo no, ma devono dire anche sia queste condizioni, si aiutano anche a migliorare una certa situazione. Io sono di questo avviso. Per quanto riguarda la cubatura mi sembra eccessivo focalizzare tutto sull'unica direzione e aver cancellato altre realtà che invece dovrebbero essere degne di attenzione. Sulla residenza io ho già detto prima, se noi sul Lido ultimo passaggio, Lido, commissario. Scusi, l'ultimo passaggio lasciamo dire ad altri ultimo passaggio perché dobbiamo seguire una vorrei fare agli altri passaggi eccetera. La premura non si va da nessuna parte, io sono all'opposizione, ma non sei per dire anche non è che adesso l'opposizione parla, qui si prende il tempo. Io modero. Lei non solo deve moderare, ma deve anche scrivere, mi raccomando scrivere. Io non scrivo di quello di cui modero. Ci mancherebbe. Sto scherzando. Il Lido, io ritengo, non si può ragionare, il Lido, tutte queste questioni che sono successe del Lido eccetera, ma dov'è l'amministrazione comunale? In conferenza di servizio dove abbiamo mandato il sindaco, è facile discutere e dare sempre la colpa agli altri, c'è sempre uno che non è presente che ha la colpa. Voglio dire, rispetto a tutte queste questioni, io ritengo, la domanda mia è la partecipazione democratica dei cittadini e degli organi preposti. Il Consiglio Comunale deve essere l'organo primo interessato. Sono contrario per mia natura di commissariamento e quant'altro, però tutte queste questioni perché nascono così improvvisamente?
Lì diceva una storia che c'è con le questioni. Adesso la Camilla ha detto, da oggi in avanti noi saremo, da oggi in avanti, abbiamo sentito parlare del carcere a Campalto, abbiamo sentito delle altre cose. È chiaro che l'amministrazione nazionale ha dei problemi, cerca di risolverli dove può. Ma dov'è l'amministrazione comunale? Dov'è che tutela il territorio? Cosa fa? Cosa dice? Quindi anche sul discorso del commissario. Io nel principio sono contrario al commissario, ritengo che ci sono degli organi preposti, il consiglio comunale che deve dare il proprio punto di vista. Anche qua però mi domando, anche rispetto alle municipalità, parliamo tanto di partecipazione, ma dove abbiamo coinvolto queste municipalità? Quando tutti gli altri utili dell'amministrazione diciamo che non sono da coinvolgere le amministrazioni. Sono impianti sportivi, non si vogliono coinvolgere i consiglieri di quartiere. Decisioni. Sintesi.